Sardegna archeologica è protagonista, non solo le guide della collana storica che ha connotato a firma di tutti gli archeologi, ma anche uno strumento agile, immediato, anche per i bimbi che non conoscono, che non sanno ancora leggere. Si può immediatamente ritrovare il proprio percorso turistico, culturale, delle varie facce della Sardegna attraverso delle carte tematiche. Sì, in effetti quest'anno abbiamo voluto portare le 14 carte tematiche, 15 con quella stradale, dei vari tematismi della Sardegna che sono carte immediate che noi abbiamo siglato sotto il marchio Vai da te, cioè carte che rappresentano i tematismi quelli più noti dell'isola, dall'archeologia alle spiagge, alle tradizioni popolari, all'artigianato, all'agroalimentare, alla natura, al romanico, l'ultima carta che abbiamo prodotto sulle bellezze del romanico in Sardegna. Sono 117 i comuni che hanno del romanico, e quindi con questa esposizione, sia con le carte tematiche cartacee che con le cartacee che poi vedremo, c'è la possibilità effettivamente di navigare sull'isola con una bellezza di immagini e di disegni che sono uniche. Sono, ripeto, 14 sono le carte e sono tutti strumenti utili perché il turista che viaggia con questi prodotti effettivamente è libero di organizzarsi la giornata per vedere quello che più preferisce. Si trova in una località e ha la possibilità veramente di scegliere sia i percorsi e sia i tematismi.